ci sono presenti tutti i presidenti delle Proloco, delle associazioni Proloco della zona dell'Alta Padovana. Qui abbiamo il presidente del consorzio con i presidenti specifici dei vari comuni dell'Alta. Proloco significa associazione, significa volontariato, ma significa cultura, storia e tradizioni delle nostre terre. Portare qui in Senato, che chiaramente all'interno di una delle istituzioni costituzionali a Roma, il nostro territorio significa riconoscere le nostre tradizioni, riconoscere la nostra cultura, riconoscere i nostri prodotti, ma in modo particolare riconoscere queste persone che volontariamente danno il proprio tempo, la propria specialità, il proprio amore verso i propri cittadini, i propri territori. Credo che questo sia un aspetto che oggi qui al Senato gli va riconosciuto. Le proprietà dei medici vengono da un'altra famiglia nobile immancata dai medici di Lorena, che però non avevano interessi a Roma, quindi pochi anni dopo aver ereditato il palazzo lo vendono nonostante molto velocemente. È un'emozione particolare anche perché ci tenevamo molto e oltre al volontariato come facciamo noi, inteso sottolineo, ogni giorno facciamo volontariato, quindi credo sia una gratificazione in più. Questo diventa la sede di alcuni uffici del governatorato di Roma. E fu proprio il primo della famiglia dei medici a diventare papa. E che simboleggia, questa è la cosa interessante, uno di questi affreschi simboleggia anche una virtù che secondo il pittore i senatori devono seguire. Alle vostre spalle abbiamo l'eloquenza, cioè la capacità di esporre gli argomenti in modo da convincere gli altri, per significare l'altro e fare il cieco. Questo è il famoso Prousque tandem ma putere Caterina pazienza nostra. E Caterina infatti rimane da sola, capochina negli spazi. Anche il nostro transatlantico per analogia con lo spazio, molto grande però per la Camera dei Deputati. L'Ordine dei Medici avrà 4 pontefici in quel XVI secolo. Qui si tratta di Giulio de' Medici, che era il cugino poi di Giovanni de' Medici, che diventa papa col nome di Clemente VII. E qui invece abbiamo, in questo grande dipinto a fine 800, il primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II di Savoia. E lei vivrà ancora molti anni qui, anche dopo essersi risposata, perché Margherita, in seconde nozze, sposa Ottavio Farnese, nipote del cardinale Alessandro Farnese, che diventa papa come Paolo III. Ecco perché è diventato per tutti e per sempre Palazzo Madama. Quindi, essendo al centro del sistema il Parlamento, il governo non può operare se non ha la fiducia di entrambe le Camere, e quindi chi rappresenta nella sua totalità una di queste due Camere, il Presidente del Senato, ha diritto di sedersi più in alto. Il Presidente è colui al quale si fa riferimento quando si parla di destra e di sinistra. A destra e a sinistra sono quelle del Presidente, quindi voi siete a destra o a sinistra? Destra. Per poter costituire un gruppo bisogna essere minimo 10 senatori. Anche il soffitto, quello che vedete, è un telo gessato ma incollato su una struttura di legno. Questo ha consentito di realizzare una perfetta cassa armonica. Questo è per Miriam. Insomma, so forte ragazzi.
Aspetta, dai. Vieni, cara. Prego. Grazie. Muovete, va. Se fosse solo pronto. Evviva! Tante volte qualcuno sorride quando si fanno le manifestazioni del territorio, le cosiddette, fra virgolette, sagre, ma loro rappresentano realmente la vita delle nostre piazze, dei nostri centri, delle nostre frazioni. E l'Italia è fatta di questo, non è fatta da altro. E se noi ci dimentichiamo di chi ci dà la propria vita per gli altri, nel caso specifico del volontariato, ci dimentichiamo veramente del DNA degli italiani e della solidarietà che da sempre diamo. Quindi grazie, va a tutti loro.